Quanto c'è a disposizione per la videosorveglianza? Beh, allora è improprio definire la videosorveglianza perché si tratta del piano di sicurezza per la città, per il centro storico e per le aree cosiddette critiche fuori dal centro storico, quindi si tratta di un'area molto ampia. Non è semplicemente un progetto di videosorveglianza, è un progetto di sicurezza. Un progetto di sicurezza è una cosa molto più articolata perché prevede la gestione, la gestione, i protocolli di legalità, eccetera. Quindi insomma non è semplicemente mettere qualche telecamera qua e là. È più complesso. E quante risorse ci sono a disposizione? Beh, noi abbiamo individuato, d'accordo con il Comune, un ammontare complessivo che poi sarà sottoposto ad un bando europeo, ad una gara europea, però siamo intorno ai 10 milioni. 10 milioni, una parte CIPE e una parte sono fondi pubblici di questi. Sì, allora diciamo una parte sono dei risparmi che vengono sempre da fondi CIPE che erano dedicati alla gestione dell'ordine pubblico e un'altra parte sono i fondi che sono stati destinati alla città come risparmio del rimborso ai partiti. Chiaramente risorse che vanno spese entro un tot, altrimenti insomma verranno ricatturate, tra virgolette, impiegate per altre cose, per altri scopi, questo è chiaro, no? Sì, questa è la nostra impostazione. I fondi che vengono messi a disposizione in particolare per i cosiddetti interventi pubblici in senso ampio, cerchiamo di far sì che la loro permanenza sia la più breve possibile, perché qualora non si dovesse riuscire a trovare la destinazione, a utilizzare per la destinazione per la quale erano stati dedicati, è chiaro che dovrebbero essere reindirizzati verso altre priorità. Lei è preoccupato di questo? Il Comune non avrebbe già dovuto provvedere ad un bando europeo proprio per individuare chi dovrà occuparsi della questione della sicurezza, insomma un progetto molto complesso? No, diciamo che con il Comune abbiamo lavorato in questi mesi insieme, proprio gomito a gomito, per definire questo progetto. È chiaro che questo progetto ora viene sottoposto all'attenzione della Prefettura, delle forze dell'ordine, in modo tale che esprimano, diciamo, Voi non avete dato delle linee di indirizzo al Comune mediante uno strumento tecnico, come dire, vi forniamo del capitale umano, però voi questo bando lo dovete fare, quindi un bando europeo per escludersi qualsiasi tipo di affidamento diretto, quindi per far piacere a quello o a quell'altro? Ma io non penso che le intenzioni del Comune siano assolutamente queste, né le ho sentite mai assolutamente manifestare. Penso che siano, e sono sicuro che sono delle intenzioni molto serie, perché il programma è un programma complesso ed importante per la città. Ci abbiamo lavorato insieme, è un progetto ovviamente di una complessità tecnica notevole, dove noi abbiamo dato anche noi, diciamo, il nostro contributo, però ripeto, ora dovrà essere sottoposto al vaglio critico ovviamente delle forze, diciamo, dell'ordine deputate alla gestione. Però lei non esclude che queste risorse, se non vengono spese, ripeto, se non viene fatto il bando, l'Aquila le perda, questo è chiaro. Beh, diciamo, allora è chiaro che dovranno essere gestite attraverso un bando, perché per problemi europeo. Un bando europeo, ovviamente, come abbiamo fatto per i sottoservizi. Cioè, quando noi abbiamo cominciato con ufficio speciale l'operazione dei sottoservizi, abbiamo detto, ma assolutamente ci siamo trovati immediatamente d'accordo con la Gran Sasso Acque e con il Comune nel fare un bando europeo e quindi evitare ogni forma di affidamento sotto soglia, eccetera. Sono scorciatoie che non servono né alla qualità del progetto né alla trasparenza. Ecco, lo strumento che avete preparato, che utilità, quello che ha preparato l'ufficio speciale, insomma, che avete fatto fare, tra virgolette, che utilità può dare alla costruzione del bando da parte del Comune dell'Aquila? No, beh, allora, è vero che è stata un'iniziativa dell'ufficio speciale, ma ripeto, assolutamente d'accordo con il Comune, e noi l'abbiamo anche pubblicato, abbiamo selezionato un'azienda internazionale, ne abbiamo interpellate diverse, insomma questa è stata selezionata e ci ha aiutato a scrivere questo documento tecnico. Voi gli avete dato la bicicletta al Comune, chiamiamola così, che sarebbe questo di cui mi stai parlando. Perché ancora non pedala? Il Comune avrebbe dovuto farlo entro il 31 gennaio? No, guardi, in Comune ci sono degli ottimi ciclisti, insomma io sono un discreto ciclista, ma in Comune ci sono degli ottimi ciclisti, quindi sanno utilizzare sicuramente gli strumenti che gli vengono messi a disposizione. Quindi secondo lei il bando ci sarà breve, anche se doveva esserci alla fine del mese scorso? Sì, beh, quella era un'indicazione che noi avevamo dato, perché però ecco, insomma, si può aspettare un altro pochino di tempo, ma non moltissimo. Quanto si può aspettare ancora prima che i soldi vengano dirottati altrove? Beh, diciamo non moltissimo.